abbiamo come ospiti due componenti del consiglio direttivo e anche perché c'è anche un altro fatto che fa parte di questo circolo, anche il sottoscritto da quest'anno. Bene, quindi ciò detto, io direi che la regia potrebbe mandare in onda una breve clip che abbiamo realizzato per mostrare questo circolo e anche la città di Venezia, che sicuramente è una meta ambitissima. Prego la regia di mandare in onda la prima clip. Bene, eccoci in diretta e adesso la parola passa direttamente al Presidente e al direttore tecnico, il Presidente Alastair Pecci, che conosco da tanti anni, e Nicolò Quartaruzzo, direttore tecnico del Circolo Savioli, che ci descriveranno le prime cose, diciamo così, i primi aspetti, le prime informazioni sul Circolo Savioli Venezia. Vi ringrazio e vi saluto intanto entrambi e do la parola direttamente al Presidente Alastair Pecci. Grazie Sergio, buonasera a tutti. Come anticipato, noi siamo un circolo, ora associazione, perché da qualche anno il CONI ha deciso di, secondo le ultime normative, chiamare tutti quanti circoli e associazioni, un'associazione di Venezia, e prima hai mostrato delle foto bellissime di Venezia, e tra cui anche quelle dove giochiamo, e la nostra sede è proprio vicino a una di queste foto, un campo che è il campo San Lorenzo, che è un campo particolare, tra l'altro. E dicevamo, siamo una delle associazioni più vecchie d'Italia, perché è stata fondata ufficialmente nel 1920, il 5 dicembre, quindi poco tempo dopo la nascita della Federazione Scarpistica Italiana, che
2 mesi e mezzo, perché insomma, c'erano il 20 settembre 1920, e la sede che abbiamo, per quanto noi abbiamo sede a Venezia, comunque devo precisare che da statuto facciamo attività in provincia, nel Veneto, ovunque. Però la nostra sede è proprio qua, tra le foto che hai mostrato prima si vede la corte della nostra sede, insomma che conta di 3 sale, 2 sale un po' più piccole, da cui c'è l'entrata, una più grande che dà proprio questo bel chiostro dove giochiamo fuori, ovviamente per tutte queste norme di sicurezza. Più che altro, prima avevamo soltanto fino a qualche anno fa avevamo soltanto 2 sedili, le 2 stanze piccole. Poi dopo, visto l'afflusso numeroso che abbiamo avuto dei nuovi soci, e anche per garantire sicurezza e spazio per tutti, abbiamo fatto domanda al comune di una sala aggiuntiva che è la sala grande, la chiamiamo, dove possiamo tenere corsi, giocare, insomma, fare molte attività, e quindi il mercoledì, giovedì e venerdì. Poi dopo ne parleremo meglio anche su. Certo. Bene. Insomma, la sede nuova è anche un po' merito degli sforzi tuoi di ricerca e di contatti con il comune. Indubbiamente il comune ci è venuto molto incontro in questi anni, perché ci ha permesso di usufruire, oltre che della sede, anche degli spazi adiacenti, quindi del chiostro, certo, e del porticato che avete visto prima nelle foto, anche in periodi proprio che non ci competevano, dal momento che noi siamo solo un esclusivo, e quindi abbiamo potuto fare assemblee straordinarie, fuori, insomma, abbiamo potuto giocare anche il campionato italiano a squadre la domenica, insomma, ci hanno dato dei permessi, quindi ci è venuto molto incontro. Bene. Molto bella la sede e naturalmente devo anche venirla a vedere di persona, l'ho vista in fotografia e non sono ancora passato. È uno scandalo. Non ho avuto proprio tempo. E quindi passiamo un attimo a parlare con Nicolò Cattaruzzo, direttore tecnico del GP Stavioli. Ciao Nicolò, innanzitutto ti saluto, ed è stato anche, insomma, magari ne parleremo brevemente poi, un mio compagno di squadra nel recente campionato italiano a squadre che abbiamo giocato. Bene, Nicolò, vuoi parlarci un po' dell'attività sociale, agonistica, il potenziale che avete messo a disposizione dei vari soci online durante questo periodo particolarmente difficile, delle riunioni che avete fatto, e naturalmente so anche che tu hai predisposto e partecipato alla realizzazione di diversi siti. Sì. Ciao Sergio e buonasera a tutti, intanto grazie di essere qua e di ascoltarci. Sì, allora riguardo al CIS, il campionato italiano a squadre, dopo ci arriviamo e ne parliamo, magari ne parlerai anche tu da protagonista, comunque partecipante della squadra. Riguardo a questo periodo di Covid, avere il chiostro è stato un grandissimo aiuto. Ci ha permesso di continuare l'attività agonistica, ma non solo, anche sociale, nel senso che il nostro circolo è un punto di ritrovo anche. Ovviamente giochiamo a scacchi, ma ci piace anche incontrarci e condividere dei momenti assieme. Il poterlo fare qui all'aperto di sicuro ci ha mandato avanti, anzi ha attratto anche nuovi soci in un certo senso. Negli ultimi 2 anni, anno e mezzo, in cui bene o male eravamo tra lockdown, non lockdown e altre cose, abbiamo continuato a vedere crescere il numero di soci, per esempio, è stata una cosa molto positiva e piacevole. E sì, nei momenti più chiusi abbiamo
utilizzato l'ICES come piattaforma per poterci continuare a incontrare, per poter tenere vivo il torneo che ogni giovedì sera giochiamo da oltre 30 anni e che quindi non era più possibile svolgere qui in presenza. Siamo riusciti a trasferirlo online con delle buone presenze, con dei picchi anche di 50-60 persone, se no numeri molto più modesti, ma pur sempre buoni, nel senso che è stato allargato anche poi alla fin fine ha raggiunto in un certo senso più persone di quelle che magari venivano normalmente in sede al circolo. E dunque un grande aiuto sia dal chiostro che dal... Anche perché, scusa, intervieni. Molti erano soci ex soci o anche simpatizzanti che sono venuti qualche volta al circolo, quindi è un'occasione per le persone, è stata un'occasione per questi giocatori che venivano da fuori, ma abitano lontano, anche in altri stati. Certo. Esatto. Felici di poter giocare il giovedì sera, seppure quindi bene, buone cose. Per quel che riguarda il sito, diciamo quindi anche la nostra parte social, ovviamente non siamo frequentissimi nei nostri post Facebook o altro, però cerchiamo di tenerlo aggiornato, cerchiamo di segnalare le attività che svolgiamo, i tornei che abbiamo in programma o altri momenti di incontro che stabiliamo. E lo facciamo sia quindi su Facebook che sui due siti dove siamo presenti. Uno è veneziascacchi.com, che racchiude e che comprende 2 circoli di Venezia, il canale che è comparso nella prima puntata del programma e il nostro, il circolo Salvioni. A fianco... Il circolo è tutto aggiornato, mi pare, anche, no? Esatto, essendo un po' vecchio da tornare abbiamo pensato di realizzarne uno nuovo, quindi non so, più efficiente dal punto di vista anche proprio di tutto quello che sta dietro la gestione di un sito, quindi la possibilità di aggiornarlo e di mettere dei nuovi contenuti più facilmente, e l'abbiamo chiamato salvioliscacchi.com, quindi molto semplice da ricordare, e lì il punto è sul nostro circolo, ovviamente, quindi uno racconta tutte le attività, i tornei a cui partecipiamo, i tornei interni che organizziamo, le sedi, come raggiungersi, una galleria fotografica e un collegamento anche all'ICES, dove appunto esistiamo come gruppo a cui ci si può iscrivere liberamente e in caso partecipare. Spero che non ci sarà bisogno di ricorrere all'uso online dei tornei ICES in futuro, però ci siamo anche là. Certo. Abbiamo giocato. Esatto, in realtà sì, nel senso spero di no, ma da un lato è stato anche bello perché abbiamo potuto incontrare per esempio delle squadre di Roma, una squadra francese, esatto, abbiamo fatto delle battaglie a squadra su ICES, quindi anche quella comunque è stata un'occasione che altrimenti non avremmo qualche cosa di buono. Sì, sapendo utilizzare bene i mezzi informatici, insomma, possono anche integrare i tornei, le gare, le sfide, le manifestazioni in presenza. Ecco, la cosa fondamentale è saperli utilizzare bene. E siccome ho visto che hai fatto un buon lavoro, Nicolò, infatti ti ho cercato di cooptare per il rinnovo del sito del Comitato Regionale Veneto. Bene, ritorniamo un po' alla master. Abbiamo l'albo siamo iscritti all'albo delle associazioni comunali, che è molto importante perché è un albo relativo alle associazioni, a molte associazioni del comune di Venezia, insomma, che permette di avere diciamo, non proprio un carattere privilegiato, però di poter usufruire di alcuni eventi, alcune opportunità date dal comune. Oltretutto nell'albo sono presenti tutti i corsi, è una specie di sito come l'abbiamo
salvioliscacchi.com, però ristretto soltanto ad uso nel sito del comune. Insomma, c'è una pagina, certo. viene spiegato tutto quanto le nostre attività, e anche però con i corsi, le lezioni che facciamo, e ci permette, quindi è diciamo un canale dove è possibile capire, insomma, informarsi sui costi, sui prezzi, sulle iscrizioni, su tante cose, le attività. Diciamo che è un'opportunità per farsi conoscere a tutte le persone del comune, insomma, e la gente che può frequentare, diciamo, il sito, cercare informazioni sulle associazioni sportive del comune stesso. Senti, vuoi dirci qualche cosa sullo statuto, sull'importanza dello statuto che voi avete, sui soci e sugli istruttori del vostro circolo? Certo, allora io sono dell'opinione che lo statuto sia l'anima di ogni circolo, in particolare del nostro, proprio una storia importante, quindi dal 1920. Purtroppo il primo statuto non ce l'abbiamo, è andato perso, ma l'aspetto fondamentale è comunque che è arrivato fino ad oggi, è stato cambiato più volte. Noi stessi abbiamo fatto 2 assemblee straordinarie negli ultimi 4 anni, e con grossa difficoltà, l'ultima tra l'altro, perché sembrava quasi surreale in mezzo al Covid, dopo avere rimandato, richiesto i permessi dal comune stesso, insomma, proprio così. E lavorando nel frattempo per progettare quello che doveva essere il festeggiamento della celebrazione del centenario. Appunto. Di cui parleremo tra un po', certo. Parleremo, chiaro. E quindi rappresenta il cuore del circolo, lo statuto. Ne permea come l'essenza, secondo noi. Quindi ti dicevo, negli ultimi 4 anni l'abbiamo aggiornato in base alle ultime normative, perché sono cambiate alcune cose negli ultimi anni, per cui vanno messe, insomma, alcune si possono mettere, altre vanno messe. Quindi l'abbiamo registrato come sempre, e poi da prassi va mandato anche alla Federazione Scacchistica Italiana. Le cose importanti fondamentalmente sono intanto la completa uguaglianza dei soci, senza alcuna discriminazione, può essere sociale, politica o di genere. Insomma, qua al circolo tutti hanno gli stessi diritti, si gioca, ci si prende in giro, si scherza, tutto con rispetto. L'importante è farlo con rispetto, certo. Però con rispetto. Certo. E è importante, abbiamo anche un regolamento interno che specifica alcune regole della vita dell'associazione. Certo. Qualcosa sul numero di soci, sulla decrescita e sulle caratteristiche, varie categorie, diciamo, arbitri, istruttori, ce ne vuoi parlare tu oppure ce ne vuoi parlare Nicolò? Non so, a voi la scelta. Posso dirci 2 parole? Intanto, come avevo accennato prima, abbiamo visto continuare a crescere il numero di soci anche in questo periodo. Se vogliamo tracciare con una linea, un diagramma come negli ultimi anni, hanno continuato a crescere. Ora siamo circa una cinquantina, 52 per la precisione. Okay. E tra cui ci sono diverse appunto categorie di soci. Sono stati tutti tesserati in realtà l'ultimo anno. Cioè, nel senso categorie, perché magari dopo non venga frainteso, che tutti hanno uguali diritti, eccetera. Però magari ci sono soci minori, soci più giovani e soci meno giovani. Sostanzialmente quella è la differenziazione che fa l'FSI. E oltre a questo abbiamo anche, purtroppo non ci manca un arbitro, sarebbe molto bello che qualcuno diventasse di noi. Perché abbiamo qualche candidato. Cioè in realtà ci manca, tu lo sei, Sergio, in effetti, quello che ci penso. Sì. Devo riparare la tessera. Ecco, e cercheremo di venirne fuori, dai.
certificati SNAC, e ne sono 3 istruttori nazionali, che sono io, Schusberg e Paolo Garbisa, 3 istruttori di base, Nicolò Cataluzzo, e poi abbiamo Alberto Piovesan e Mario, il socio Mario Guaglianone, che penso che conosciate. E poi abbiamo un istruttore divulgativo, che è Corrado Grande. E siamo attivi, dopo magari ne parliamo. Abbiamo parecchi giovani, alcuni sono anche qua, perché oggi abbiamo fatto tardi, insomma. Può presentare qualcuno dei giovani e dire qualcosa? Farmi dire qualcosa. Ciao. Vedo che la persona seduta ora è ringiovanita rispetto a quelli che c'erano prima, ben più giovane. Vuoi dirci qualche cosa? Tu come ti chiami? Vuoi dirci la tua esperienza? Sì, io mi chiamo Samuel Ludwig e ho imparato a giocare a scacchi a 6 anni, allora, tempo fa, però non ho mai giocato seriamente. Poi un anno fa ho iniziato un po' a giocare a scacchi e una passione, ho continuato in quarantena, studiato e ora è veramente l'unica cosa che faccio. Evidentemente quando si comincia a giocare poi la passione viene e cresce nel tempo, direi. Cosa dici? Sì, naturalmente. Ora il disastro un po' anche con i genitori che vogliono che giocare a scacchi? Che vogliono che dedichi meno tempo agli scacchi e di più allo studio? Sì. Troppo tempo di scacchi. Ascolta, questi chi sono? I tuoi istruttori? I miei istruttori? Qua al circolo, all'Aster, tutti al circolo. È un'esperienza dove si imparano le cose giocando delle partite contro giocatori più forti. Certamente avrai modo di crescere, insomma, frequentando un circolo con forti giocatori e con anche, insomma, maestri, perché non mi sono dimenticato di dire che Alaster è un forte maestro della Federazione Scacchistica Italiana. Naturalmente poi ci sono anche altri giocatori abbastanza forti, ma lui è il giocatore di punta, diciamo così. E altri ragazzi che giocano al circolo, hai altri compagni? E qui abbiamo qualcun altro, un nuovo amico, collega di Samuel. Come ti chiami? Quanti anni hai? Ciao a tutti, io ho 17 anni. Ho imparato a giocare a scacchi a 7 anni da mio nonno, perché mio nonno giocava a scacchi e mi ha insegnato. Poi però ho smesso e ho ripreso l'anno scorso venendo qua al circolo. E come ti trovi al circolo? Bene, anche perché c'è sempre da imparare. Assolutamente. Hai giocato qualche volta con qualcuno dei personaggi che ho visto prima, con Nicolò o con Alaster? Nei battuti? Contro l'Aster? No, assolutamente no. Bisognerà fare qualche ulteriore passo avanti prima di poterlo battere. Sì. Va bene. E che hai fatto dei tornei? Hai qualche categoria? No, non categoria, però ho fatto il torneo a squadre. Quello... Campionato italiano? Il CIS. Sì. Quest'anno? Sì, quest'anno. Com'è andato? Promozione. Bene, ho vinto anche l'ho perso, però. È stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza, dico.
Sì, Benissimo, benissimo. Il tuo nome hai detto? Non ho capito. Gioele. Ah, Gioele. Gioele. Sì, sì, sì. Va bene, Gioele, grazie del tuo intervento e adesso ritorniamo con i nostri protagonisti, con Nicolò e Alastair. Insomma, incominciate ad avere un bacino giovanile, no? È importante, questo anzi non è solo importante, è fondamentale per tutte le associazioni, per delle associazioni che vogliano rinnovarsi, perché io ho notato ci sono alcune associazioni che hanno anche giocatori forti, ma non curano sufficientemente il settore giovanile. E purtroppo, se così è, nel corso del tempo necessariamente verranno a diminuire numericamente, a diminuire di forza, perché è assolutamente necessario curare, cioè aver cura proprio del settore giovanile e fare tutti gli sforzi possibili perché l'attività e il circolo stesso possa continuare a sopravvivere. Sono d'accordissimo, Sergio. E anche se volevo fare magari una precisazione, sono tanti aspetti che permettono questo. Indubbiamente la cura nei confronti dei giovani è fondamentale, però ci deve essere un lavoro a 360 gradi nel circolo dell'associazione, quindi curare tutti gli aspetti che possono essere dai posti, dalla sede, dal materiale. Abbiamo tanto materiale che ci permette di fare tanti tornei, tante manifestazioni. Poi abbiamo anche dei tavoli storici dove giocare, su una bella libreria importante anche per i giovani, per i curiosi, tutti. Cioè, spaziamo un po'. Certo, bisogna avere ecco, insomma, c'è un po' una visione sistemica, diciamo così, complessiva a 360 gradi. E d'altro canto, non per niente sei presidente e quindi devi necessariamente avere questo e devi avere dei buoni collaboratori. Bene, io direi di passare ad esaminare un altro aspetto importante che dovremo trattare questa sera, ovvero sia l'importante manifestazione che c'è stata quest'anno e è stata un po' ritardata da quello che mi dicevi nel tempo per vari motivi e che è costituita dal centenario della nascita del circolo, giusto? Bene. Esatto, sì. Infatti ti dico solo che il centenario sarebbe stato l'altro anno, il 5 dicembre, ovviamente in piena pandemia non abbiamo potuto farlo con a malincuore e abbiamo mandato una lettera, che poi ci siamo sentiti anche quel giorno, se ti ricordi. Sì, ricordo bene. E quel 5 dicembre abbiamo mandato una lettera a tutti i soci del centenario che avremmo fatto questo evento. Ecco, ne parleremo fra un attimo, direi prima facciamo partire la visione di un breve filmato, di una clip fotografica proprio su questo evento, sul centenario. Prego la regia di mandarla in onda.
Bene, rieccoci qui in onda e insomma avete visto questa clip, mi pare veramente una cosa molto importante, molto diciamo seguita e anche soddisfacente per tutti quelli che vi hanno partecipato. E chiederei ad Alastair e a Nicolò di descriverci alcune cose, quelle più significative e importanti su questa manifestazione. Certo, allora solo due parole per l'organizzazione di questa manifestazione. Noi volevamo e anche dove volevamo andare a parare. Allora noi volevamo fare una manifestazione che non fosse il solito memorial o torneo e basta, insomma, cioè, noi volevamo dare proprio un messaggio a 360 gradi, che cosa significano gli scacchi, cosa sono gli scacchi a Venezia e dare la possibilità a tutti di essere coinvolti, tutti i passanti, chiunque. Quindi abbiamo organizzato tutta una serie di attività che potevano, ma di svariato tipo, insomma, quindi insomma, gioco libero, insegnamento per i bambini, giochi per i bambini, anche un concorso di disegno per i bambini, poi abbiamo fatto tornei semilampo, torneo lampo, anzi il torneo lampo del secolo, cioè quello del giovedì che facciamo sempre, l'abbiamo portato là in Rivas, ci sono delle foto bellissime che hai fatto passare prima. Poi abbiamo fatto delle analisi di partite, abbiamo fatto una simultanea e poi era aperta anche la sede, quella che abbiamo utilizzato dopo in occasione del centenario, insomma, che abbiamo dato giusto gratuito, insomma, per questi 9 giorni. E più abbiamo avuto lo spazio davanti della riva, sempre da parte del comune, e dove potevamo mettere questi tavoli, e anche lo spazio dei giardini della Marinaressa accanto, dove, essendo in estate, magari quando faceva più caldo ci si poteva mettere sotto, c'erano dei tavoli sotto gli alberi, si stava benissimo. Ecco, non è stato semplice organizzare tutto questo, perché abbiamo dovuto fare un'assemblea straordinaria, come tutte le difficoltà che vi abbiamo spiegato prima. Va bene. Nicolò, hai qualcosa da aggiungere? Tu e poi magari su questa descrizione poi aggiungi magari qualcosa sull'attività tecnica generale che viene fatta dal circolo. Beh, sul centenario, sì, tra le cose più belle direi c'è stato il fatto che non fosse un evento chiuso o autoreferenziale, non era solo per scacchisti, e questo era quello che volevamo, che fosse un'apertura degli scacchi alla popolazione e alla cittadinanza. Anche tante persone del vicinato, per esempio, passavano e dicevano: ah, ma il Salvioli è un circolo ed è così antico, ha 100 anni ed è qua dietro casa. Non sapevo, quindi tante persone che si sono stupite e state contente di conoscerci. E un'altra bella cosa erano i bambini che alle 10 di mattina, quando noi aprivamo, erano già lì e fremevano e scalpitavano perché non vedevano l'ora che mettessimo le scacchiere e iniziassimo a giocare. Quindi quando ci sono i bambini si appassionano subito. E per il resto, nel senso che Alastair aveva già detto abbastanza centenario. Qualcosa sull'attività tecnica del circolo? Allora, noi normalmente al circolo ci incontriamo in diversi momenti, ma principalmente al mercoledì e al giovedì. E di recente abbiamo appena terminato il torneo sociale, che ha visto la partecipazione di 32 persone, quindi un buon numero, ben oltre la metà degli iscritti, dei soci. E subito, appena terminato il sociale, abbiamo deciso di continuare a giocare con un'altra cadenza e abbiamo organizzato un torneo semilampo.
Entrambi questi tornei li abbiamo organizzati con una nuova modalità che stiamo sperimentando, probabilmente necessita di qualche aggiustamento, ma in linea di massima sta funzionando. In cosa consiste? Giochiamo 2 turni ogni 3 settimane e il primo turno viene generato automaticamente quando utilizziamo Vega. Il secondo turno, sempre tramite Vega, ipotizziamo che i risultati del primo turno vadano a favore del giocatore più forte e dunque in base a questo generiamo il secondo turno. Così ci sono 2 partite giocabili e giostrabili nelle 3 settimane. La serie di gioco può essere il circolo, ma può essere anche la casa di qualcuno, il bar, il campo, ovunque sia. L'importante è mettersi d'accordo. Quindi c'è una certa libertà. Esatto, sì. E flessibilità. Sì, gli orari che le persone del circolo hanno, chi lavora, chi va a scuola e così via. E considera che è l'estate anche, che quindi cioè, la gente Sì, va via. ma diciamo che quello è sempre stato un po' un problema, mettere d'accordo vari giocatori per trovarsi al certo giorno nell'ora fissata è sempre stato un problema. Guarda, ti faccio solo un esempio, che però è molto bello questo. C'erano 2 giocatori adesso, ci sono 2 giocatori che al Semilanco devono incontrarsi per il quarto turno, no? E per cause particolari sono entrambi a Parigi e giocano là. Ottimo. Sentite un attimo, io so che lì c'è anche un altro giocatore importante che è stato anche delegato provinciale di Venezia, Alberto Piovesano, eccolo Alberto. Ciao Alberto, ben arrivato. Dici qualche cosa tu della partecipazione al circolo e dei tuoi compiti. Sì, beh, io sono consigliere, sono consigliere e adesso sono delegato provinciale per un periodo, poi non sono più stato, adesso sono delegato regionale degli istruttori, quindi quello che si fa. Praticamente noi qua al circolo, seguo anch'io come con Anastia, il Cattoluzzo e gli altri, seguiamo soprattutto i corsi che facciamo ai bambini, pomeriggio facciamo dei corsi e aumentiamo sempre i bambini perché la parte giovanile è molto importante. In più sono stati fatti dei corsi serali in cui ci hanno aiutato diversi istruttori, corsi serali che abbiamo cominciato a farli alle 8:30 di sera fino alle 11 di sera e poi goliardicamente si andava dopo fuori anche a mangiare assieme in modo da creare una socializzazione. Sì, e abbiamo permettendo così alle persone che lavoravano, anche interessavano di scacchi, di partecipare, di cominciare a giocare a scacchi e a continuare. In più, essendo genitori di bambini, dopo era più facile che portassero i bambini perché pensiamo che la cosa importante è la parte con i ragazzi. Certo. Per quanto riguarda la divulgazione degli scacchi è stata importantissima la manifestazione che abbiamo fatto. Abbiamo partecipato alla fiera del fumetto in cui ci sono state addirittura 10.000-20.000 presenti, in cui c'era stata fatta all'interno di questa organizzazione del fumetto. Sono venute tutte per noi, no? No, ma tutte sono venute i fumetti. Però tutte sono passate c'è un padiglione dedicato ai giochi di concetto dove abbiamo messo a disposizione 4 scacchiere e un istruttore, che sono stato io 2 giorni praticamente, che per 2 giorni presentava il gioco ai partecipanti alla mostra e forniva eventuali informazioni a interessati, quindi i numeri di telefono ai circoli, tutte quelle cose che per cui se volevano potevano continuare anche dopo aver visto la mostra del circolo. Dopodiché abbiamo fatto anche dei corsi nelle scuole, la Giudecca, per 2 anni abbiamo fatto i corsi alla Giudecca, anche l'ho fatto io assieme all'altro socio Schusberg e a Castello Armando Diaz e quest'anno invece stiamo prendendo i contatti col Foscarini. Bene. Siamo fermati a causa del Covid, ma quest'anno stiamo riprendendo
in presenza. Stiamo cercando di farli se il Covid ce lo permetterà, non so per questa Ma dai, sicuramente sì. Bene, allora, grazie Alberto. E un ultimo aspetto, allora trattiamo di un ultimo aspetto con Alastair e Nicolò, che è piuttosto recente, il CIS, insomma, che fa parte del recentissimo passato, visto che si è giocato in settembre. Volete dirci qualche cosa? Volete dirci qualche cosa? Ci sarebbe tantissimo da dire. Ma non abbiamo il tempo. Siccome non c'è tempo, allora il nostro è Circolo Salvioli, perché il capostipite è Carlo Salvioli. Carlo Salvioli è stato un giocatore veneziano molto importante, sia che era un forte giocatore, ma in particolare perché ha rivoluzionato il modo di intendere l'insegnamento, la preparazione tecnica e anche proprio gli scacchi a livello italiano. Che cosa significa? Che praticamente in Italia c'erano ancora vecchie regole, cioè non era un po' al passo a livello internazionale. Lui ha combattuto su questo e c'è riuscito, quindi l'Italia dagli ultimi anni dell'Ottocento è riuscito ad entrare nel panorama internazionale. Ecco, date importanti sono quelle del 1883, dove proprio grazie all'attività del Salvioli si è riusciti a fare un torneo nazionale a Venezia. Penso che fosse il quarto torneo nazionale, in cui ha giocato lo stesso Salvioli, solo che poi non è riuscito a vincere, è arrivato terzo, mi sembra. Perché generalmente succede questa cosa, anzi quasi sempre, che chi organizza un torneo non lo vince, perché è troppo preso dall'organizzazione, quindi sai benissimo, Sergio. E quindi dal 1883, insomma, grazie a lui, insomma, ha cominciato a esserci fervore negli scacchi a Venezia, e quindi hanno cominciato a giocare nei bar, uno è praticamente vicino a quello mitico, l'Omnibus, vicino a Rialto, che dopo è stata anche una delle sedi più importanti del Salvioli e del Circolo Salvioli, dopo la sua fondazione. E che altro dire di Salvioli? Ci sarebbe da dire tanto su di lui. Ha fatto ha scritto dei libri, la teoria e pratica del gioco degli scacchi, che in realtà è stato scritto più volte, insomma, c'è in più volumi, insomma. È stato molto importante perché ha cominciato a parlare di teoria, anche se si trattava di teoria di allora, quindi per avere un gioco gambetto Evans, partita gambetto di re, così era il periodo romantico degli scacchi. E quindi dal 1883 poi dopo c'è stato questo fervore che ha portato proprio al 1920 la nascita del circolo, la fondazione del circolo. Quindi come abbiamo già ricordato all'inizio, sì. 5 dicembre 1920 ufficialmente fondato il circolo Carlo Salvioli, e successivamente alla fondazione della Federazione Scacchistica Italiana. E quindi tutti i giocatori che un tempo si ritrovavano all'Omnibus principalmente, questo bar, ma anche in altri luoghi di ritrovo, gli viene data una forma concreta entro cui esistere e trovarsi, giocare in maniera più strutturata, proseguendo tutto quello che stava già nascendo dalla fine dell'Ottocento. Dove si trovava questo Omnibus a Venezia? Vicino a Rialto. Sì, da Menta del Carbonchio, praticamente da Rialto andando verso il municipio. Ho capito.
E dopo il dopoguerra, dal dopoguerra agli anni 70, è stata un'altra figura importante di qua. Sì, direi proprio di sì, perché dopo il dopoguerra abbiamo avuto la fortuna di avere una persona d'origine ungherese, insomma come il sottoscritto, che è Eugenio Sabados, Una tradizione del Che- circolo questa. sì, effettivamente, insomma, che era un armatore venuto a Venezia, insomma, e grazie a lui il circolo è riuscito a risalire proprio ma alla grande, insomma, è riuscito, infatti sono stati, grazie a lui che era anche mecenate, insomma, siamo riusciti il nostro circolo a fare dei tornei importantissimi, quelli del 47, 48, 49 e 50, che sono i primi tornei internazionali fatti in Italia poi, quindi cioè, è il Salvioli che ha fatto la prima attività, grazie a Salvioli che si è riusciti a riprendere proprio dopo la guerra l'attività scacchiera a livello con Zappos. Sì. Poi, vedendo i tempi recenti, nell'ultimo trentennio, c'è questo, prima che diventassi presidente... C'è stato anche il c'è stato il figlio di Sabados, quindi Paolo Sabados, che molti hanno conosciuto, però volevo un attimo mostrare una cosa prima di per me è molto importante, che dà un'idea della dimensione. Ok. Questo è un libro, insomma, che vediamo se si riesce a vedere. Ok, così, insomma. Vicino. Questo è così. Ok, sì. Questo è un libro Omaggio Sabados, fatto nel 48, mi pare in occasione del 50° compleanno di Eugenio Sabados, quindi durante prima del secondo torneo internazionale. Insomma. Questo libro è un libro che è stato regalato da degli amici a Sabados proprio stesso, ma la cosa particolare è che è stato fatto proprio per lui, la sua storia, nei suoi primi 50 anni, insomma. E quindi si sono riuniti tutti un sacco di amici, insomma, e gli hanno fatto il suo libro, Romanzo a Sabados. Ecco, al di là che dire magari oggi è già tanto se ti mandano un like, insomma, per il compleanno, insomma, ma fa capire la portata, secondo me, della cosa, perché la classe, Certo. cioè, è un altro mondo. Volevo fare questa parentesi che secondo me è importante. Dopo, tornando agli ultimi anni, insomma, abbiamo avuto il figlio di Sabados, insomma, Paolo Sabados, fino al circa il 2000, poi si sono alternati vari presidenti, c'è stato Paolo Perinelli, c'è stato Marco Vianello, poi presidente del Novalis e ora del Canal, poi c'è stato Roberto Susberg, Paolo Gardisa, di nuovo Susberg, Adesso tu. Bene. Bene, allora abbiamo fatto un po' una carrellata della storia del circolo Salvioli nel passato e dopo il presente e il passato veniamo al prossimo futuro. Quali sono rapidamente un po' i programmi? Ecco che torna Alberto e forse ci può dire qualcosa su Sant'Elena. Allora, io faccio parte dell'associazione Chiostro Sant'Elena, sono anche la consigliere tesoriere, però ho avuto la possibilità che il circolo Salvioli si estendesse anche in quella zona, sempre e soprattutto per la divulgazione del gioco degli scacchi. E infatti è stata creata, sempre non dal cinema dell'associazione Chiostro Sant'Elena, una scacchiera gigante 4x4
16 metri quadrati, con il contributo di fondi europei in un luogo pubblico. È stato un mio obiettivo, esattamente nella Riuscitissimo, direi. che l'hai visto anche tu, mi sembra, sei venuto. Sì, No. l'ho vista e l'abbiamo anche proiettata nel filmato prima. Esattamente, sì, l'ho visto, sì, nella pineta di Sant'Elena. Il circolo su Servioli, in ogni caso, in numerosa rappresentanza, al fianco di un consigliere, Alessandro Marta, di rappresentanza del sindaco, ha contribuito sicuramente a dar lustro all'inaugurazione della scacchiera. È importante dire che in seguito ha sviluppato anche l'attività, perché abbiamo fatto proprio col contributo del circolo, dell'esperienza del circolo e dei vari elementi del circolo, abbiamo fatto dei tornei, in più sono state delle partite e ha contribuito anche alla divulgazione di questo gioco, anche perché la scacchiera è disposta in una posizione molto strategica, è vicino al parco pubblico, a uno dei più grandi, dei più belli parchi pubblici di Venezia, quindi ci sono tutti i bambini e quindi quando noi apriamo la scacchiera arrivano tutti i bambini a vedere cosa sono queste cose, e così tanti imparano e c'è qualcuno che si è anche iscritto al circolo. Direi che è un'ottima iniziativa e da un plauso Quindi difficile. Vabbè, vi lascio di nuovo il Presidente. Ok, l'ultima parte Sì. Solo un appunto, Sergio, perché è modesto Alberto, ma è stata durezza, perché questo progetto rientrava nel POMetro e riuscire a gestirsi a livello burocratico, insomma, tutta questa cosa non è stata poco, è stato veramente. Lo so bene. Bene, niente, siamo negli ultimi minuti, siamo un po' in chiusura e allora chiederei a te Astere, a te Nicolò, altri progetti, altre iniziative, altre idee che avete in animo di mettere in campo prossimamente. Certo, allora in velocità, praticamente abbiamo dei progetti molto importanti, perché al di là dell'attività tecnica, come ti dicevo, cerchiamo di migliorare un po' tutto e sempre nell'ottica del nostro statuto. Quindi adesso ho preso i contatti e stiamo lavorando a un progetto degli scacchi in carcere, sì, in Santa Maria Maggiore. Dovremo iniziare a maggio-giugno questo corso per i detenuti, adesso da definire alcune cose, però saranno dettagli tipo il numero di detenuti, le ore, insomma, a disposizione, però abbiamo questo progetto grosso a cui avevamo già pensato poi per tutta una serie di circostanze, tra cui Covid, insomma, non ci siamo fermati. Abbiamo per quel che riguarda la biblioteca, che ti accennavo prima, insomma, abbiamo aderito a un progetto col comune e anche altri 2 comuni che si chiama Progetto RIA, e questo progetto permette di poter avvalersi dell'aiuto di una persona, che ha avuto, diciamo, delle problematiche sociali, insomma, che possono essere magari di vario tipo, insomma, e quindi grazie a questo progetto qua si cerca di far rientrare alcune persone, insomma, certe persone fragili, tra virgolette, nella società. Insomma, noi abbiamo aderito sì, molto, e ci dà una mano questa persona
per la biblioteca, per la segreteria, per varie questioni del circolo, che ce ne sono sempre tante. Abbiamo delle collaborazioni con la biblioteca, quella accanto alla sede. Adesso stiamo lavorando per fare un corso in partecipazione con loro e tra l'altro anche daremo a disposizione in uno scaffale della biblioteca qui una serie di libri per la popolazione. Stiamo sempre attenti a come si muove il mondo, nel senso ci teniamo al passo, ecco. Certo. Ci siamo abbonati al Chess, a Torre Cavallo, Scacco, allo Yearbook, che sono sempre a disposizione qua al circolo. Bene. E diciamo che cerchiamo di proseguire nell'ottica della diffusione degli esperti, come da statuto, che per noi Certo. è la pulsante. Nicolò, una battuta finale? Beh, sempre a questo proposito dei progetti futuri, visto il successo del centenario, abbiamo pensato che una buona idea potrebbe essere ripetere questo tipo di manifestazione una volta all'anno, ridotta, non sotto forma di centenario, e ridotta nel tempo, perché ho durato quasi 10 giorni quello che abbiamo fatto quest'estate, mentre l'idea sarebbe di riproporlo per 1, 2, 3 giornate al massimo, una volta all'anno, come momento di condivisione degli scacchi aperto a tutta la cittadinanza. E questo penso che potrebbe incontrare certo interesse. Anche perché fra un anno ci siamo, fra 100 anni un po' più difficile. Infatti sarebbe bello esserci anche per il prossimo. Io l'ho detto subito, stiamo lavorando sulla criogenizzazione. Il prossimo centenario non lo faccio. Va bene. Allora, niente, io vi ringrazio di questa interessante presentazione del Circolo Salvioli e a questo punto siamo in chiusura. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa puntata e naturalmente questa volta ringrazio Matteo Volpi da dietro le quinte e Dario Bellinato che ha cambiato ruolo per questa puntata, che ha condotto la regia della puntata. Io spero che sia piaciuta ai nostri spettatori e rimando tutti quanti alla prossima settimana, alla prossima puntata, dove ci sarà una bella sorpresa, ma non voglio anticiparvi nulla. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Ciao.